Lo scontro tra Lega e Movimento 5 Stelle sull'autonomia non si placa neppure alla vigilia della seduta di Consiglio dei Ministri in cui il premier Giuseppe Conte si è impegnato a portare personalmente le istanze di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Le bozze, così come le abbiamo lette, favoriscono 3 regioni e danneggiano tutte le altre e mica solo quelle del sud, anche quelle del nord. L'attacco ennesimo arriva dal ministro per il sud Barbara Lezzi. La Lega chiede la luna e mi domando, vuole davvero l'autonomia o cerca solo un pretesto per farsi dire di no, facendo del Movimento 5 Stelle il suo capro espiatorio? La risposta del governatore Luca Zaia non si fa attendere. Se leggeva il nostro progetto invece di fare dichiarazioni ai giornali avrebbe avuto contezza che la luna non la stiamo chiedendo, magari chiedessimo la luna, chiediamo quello che c'è scritto in Costituzione. Mi grave che lo dica il Ministro, perché il Ministro se è convinto che una regione chiede la luna in linea con la Costituzione è meglio che si appresti subito a modificare la Costituzione, ma a tutt'oggi i grillini non hanno né presentato una modifica della Costituzione in tal senso e né tantomeno presentato a noi cittadini, a voi organi di stampa, la loro proposta di autonomia. Ad oggi esiste solo una proposta di autonomia, la nostra. Zaia passa oltre e guarda a domani come a un momento storico in cui il Consiglio dei Ministri parlerà finalmente di autonomia, un primo traguardo di un percorso che fin dall'inizio si annunciava accidentato. Io immaginavo un travaglio difficile, del resto si sta verificando, prova ne sia che è la prova provata che è una grande riforma. Penso ci siano tutti i presupposti per decidere, per fare un passo in avanti. L'unica cosa positiva che vedo è che la vocazione che ha deciso di fare a sé il Presidente del Consiglio mi fa ben sperare, perché se anche il Presidente del Consiglio non riesce in questa impresa sarebbe veramente tragico. Veneto determinato a difendere una riforma studiata nei dettagli. Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento, aggiunge Zaia, senza spingersi a fare previsioni sull'esito della seduta di domani, ma limitandosi a formulare un auspicio. Spererei che quantomeno si approfittasse di mandare avanti una preintesa da mandare in Parlamento per le opportune osservazioni, dopodiché raccogliere le osservazioni e decidere poi di chiudere con un'intesa finale. Questo è quello che ha fatto già un governo, quello del PD, su mia proposta, l'ho fatto per sole 4 materie, poca roba, questo governo invece ha la possibilità di farlo su 23 materie.